è fermata a Napoli, non si è fermata là. Paesano, dove paro, a Dovaro, a Torino, buona fortuna paesano, pure a te. Vedi questo? Troppo bravo? Bravo? Bravo, il microfono. Tu dici che non c'è possibilità di parlare, ma devo dirti che quando lui ha finito di cantare mi sono fatto il segno della croce, perché ho ricordato il grande Merola. E il fatto, scusami così, è questo che pensavo alla scuola che Merola ha lasciato, scuola di canto del suo stile, come anche Nino D'Angelo ha creato la sua scuola di canto, come Sergio Bruni aveva la sua scuola di canto. Lui è uno che continua la scuola di canto, lo stile di Merola. Sono pochi quelli che lo possono fare, perché molti dicono chi si canta come Merola, e canta tu come Merola, fammi precisare. Allora, comunque hai ragione, perché Merola ha girato tutto il mondo, dove stava Merola faceva esistere. Comunque era troppo brava Merola. allora, per coloro che vogliono Gino Nappi al proprio matrimonio possono tranquillamente contattarci. Pronto? Pronto? C'è telefonata? Pronto? Niente?
Caduta, vabbè. Allora andiamo invece con un giovanissimo, lui appena 16 anni, già ha deciso di cantare. Tu Daretta, è meglio che canta e non canta che paga questo. Signori, Infatti, lui sì. si chiama Christian Ercolano. Se permetti, volevo fare un saluto a tutte le persone che ci stanno vedendo da casa, ma un saluto speciale a Marisa, Chi è sta Marisi, scusa? è la mia ragazza. Saluta la mia ragazza. Vabbè, sì, vabbè, sì. Scugliente. Non è una scuola, e parla subito. Un giorno a Sfuni, Pronto? 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 Buonasera, pronto? Mi dica. Niente, io sono Aprile Nunzia da Casoria. Da Casoria, ditemi signor. Un abbraccio circolare per tutti quanti voi. Sì. Però un saluto particolare al nostro maestro Enzo Cennamo. Sì, vi faccio subito salutare. Siamo onorati di averlo a Casoria qua con noi. Vi ringrazio, L'onore è Nunzia. anche nostro. Vi ringrazio da parte mia, un affettuoso saluto a tutta la vostra famiglia, che so che mi tenete nel vostro cuore come io porto voi nel mio cuore. Lo sapete. Grazie Grazie, maestro. Nunzia. Un abbraccio da parte mia, Giuseppina e Rocco. Sì, vi dedico dopo la canzone che si chiama A strada della fede. Voglio farvela ascoltare, grazie. Grazie. Un Grazie abbraccio signora. a voi tutti. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, Christian, cosa ci fai ascoltare? I 2 nuovi singoli, Sigua Jungel e Laura. Ok, allora, Christian Ercolano. Scusa un attimo, gli autori chi sono gentilmente? Sì. Checco Danese, Checco Danese. D'Alessio sì, e Salvatore e Salvatore Bellopete. Va bene? Perfetto. Bisogna giustamente ricordare gli autori, è importantissimo. Laura, ci incontriamo fuori a scuola, poi prendiamo il motorino, torni a casa insieme a me. Volano i tuoi capelli al vento, il tuo seno alle mie spalle, le tue braccia intorno a me. Laura, coi ricordi del passato, una vecchia storia andata via, io che non trovo le parole, né una strada per portarti via. Io innamorato di te, per me un'amica non sei, io che non rubo il momento per dirti ti amo e per stringerti a me. Se dipendesse da me, fragile amore che sei, accendere quei tuoi occhi intristiti d'amore in un mondo io e te. Io e te, io e te, io e te, ah, io e te. Poi ti parlo e rompo il tuo silenzio, siamo in mezzo a tanta gente, io d'incanto guardo te, 2 risate ed un caffè bollente, porto via dalla tua mente colui che qui non c'è. Poi tiri fuori il tuo passato, le lacune, le malinconie, e
piangendo stringi le mie mani, tutto in una magica armonia. Io innamorato di te, per me un'amica non sei. Io che ho trovato il coraggio per dirti ti amo e per stringerti a me. Se dipendesse da me, fragile amore che sei, accendere quei tuoi occhi intristiti d'amore in un mondo io e te. Io e te. Io e te. Io e